Molti anziani hanno visto il servizio che è andato in onda su Antenna 3, sulla base di quel servizio che ha veramente dato un grosso aiuto alla popolazione, si è riusciti ad evitare che ci fossero ulteriori firme di questi finti contratti che poi dicevano appunto essere dell'Enel, ma che dell'Enel non avevano niente a che fare. D'oggi in poi ci si augura che di falsi dipendenti dell'Enel non se ne vedranno più in giro a Farra di Soligo e nelle zone limitrofe. Tutto questo grazie al post del sindaco sui social e al nostro servizio andato in onda ai primi di dicembre, dove il primo cittadino via Skype faceva un appello per avvisare tutta la cittadinanza. A finire vittime dei raggiri di abili e scaltri malintenzionati sempre più spesso gli anziani. Non chiedono soldi, bensì attuano uno stratagemma per carpire dati personali e finire con il redigere contratti di servizi in realtà mai proposti dalla vittima. Rinnovai i contratti, ma non occorreva rinnovarli, era un imbroglio, insomma. Anche questa anziana ancora sotto shock è stata una delle vittime di questo raggiro. No, sono stata l'altro giorno in Garbuglià, basta. Non sarei qui, ma non voglio sapere niente. Grazie. Ha paura, signora? Ha paura? Sì. Questa signora si è salvata grazie all'intervento della sua vicina di casa che ha chiamato il sindaco e i carabinieri. Contratto rescisso e poi infine persino i ringraziamenti dell'Enel. Sì, sono venuti nei giorni scorsi, ringrazio appunto anch'io a sua volta l'ufficio di zona dell'Enel di Pieve di Soligo che hanno voluto incontrarmi per ringraziarmi perché a seguito di queste segnalazioni che sono state fatte hanno avuto moltissime telefonate e anche loro hanno avuto modo di dire alle persone che li contattavano di lasciar perdere. Il nostro servizio è stato dunque utile per mettere in guardia tanti cittadini. Certo che abbiamo capito. E allora? E allora stiamo alla larga di quella gente.